Marisa, docente di scuola elementare dal 64, si è laureata presso l'Università di Udine nel 2005 discutendo di una tesi di letteratura italiana su Quirico Viviani. Negli anni 70-80 ha fatto parte del gruppo MCE, diretto da Giuseppe Tamagnini e da Gianni Rodari. Dall'87 ha collaborato con il gruppo di scuola italiana moderna sotto la direzione del professor Alfio Zoi e dal 94 ha guidato attività di ricerca educativa e didattica per la formazione linguistica di docenti attivi nella Carnia. Ha collaborato con il Centro Internazionale sul Plurilinguismo dell'Università di Udine. Aderisce al Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla cultura e sulla lingua del Friuli. Tra le sue pubblicazioni il diario dei tre morti di Viviani. Io adesso darei la parola al sindaco di Tolmezzo, Dario Zeano. Desideravo innanzitutto portare a tutti i presenti, oltre al mio saluto personale, il saluto di tutta l'amministrazione comunale di Tolmezzo, che è qui rappresentata, oltre che dal sottoscritto, anche dal signor vice sindaco e anche ovviamente dalla dottoressa Aurelia Bobisutti, assessore alla cultura del nostro comune. Vedo anche diversi consiglieri comunali presenti. Concludiamo questa significativa giornata dedicata alle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, organizzata dalla nostra amministrazione comunale. Una giornata che è iniziata nel primo pomeriggio con un incontro avvenuto in municipio tra il Presidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Gianfranco Fini, e il Consiglio Comunale, alla presenza sia del signor Presidente della nostra regione, il dottor Renzo Tondo, alla presenza di tutti i sindaci della Carnia e delle varie autorità civili e militari che sono presenti nel nostro capoluogo. Poco fa, come diceva poc'anzi la dottoressa Bobisutti, abbiamo intitolato il giardino di via della Cooperativa alla patriota del Risorgimento, la tolmezzina Luigia Micoli Toscano Linussio, che sacrificò la sua giovane esistenza per l'Unità d'Italia. Morì a soli 37 anni di tisi, contratta nell'esilio forzato in Austria e lasciando ben 5 figli e il marito, l'ingegner Andrea Linussio, pronipote del più famoso Jacopo, che farà poi parte dell'amministrazione comunale fin dal 1866, prima come consigliere, poi come assessore e infine dal 1884 al 1895 come sindaco della nostra città. Concludiamo, dicevo, questa giornata con la presentazione del libro della professoressa Marisa De Paoli dal titolo Tolmezzo nell'Ottocento fra Carnia e Friuli. La storia del Friuli e della Carnia e di Tolmezzo in particolare è una storia complessa che si inserisce nel percorso della unificazione dell'Italia con delle peculiarità senz'altro importanti soprattutto in occasione di queste celebrazioni che debbono essere evidenziate e ricordate. Diventa oggi particolarmente interessante poter inquadrare la nostra realtà locale nel più complesso e strutturato insieme di eventi nazionali e risorgimentali. Non si può non ricordare in questo contesto che il Friuli dovette attendere il 1866 per essere annesso al Regno d'Italia. Difatti le ultime truppe austriache lasciarono la nostra città di Tolmezzo al comando del colonnello Mensdorf solo la sera del 15 ottobre del 1866. Il mio apprezzamento quindi va alla professoressa De Paoli per l'importante e sicuramente impegnativo lavoro di studio e ricerca che ha deciso di intraprendere. Uno sforzo
che rende un grande servizio a Tolmezzo, ricostruendo una parte importante della sua storia. Con curiosità e particolare interesse quindi ascolterò la presentazione che verrà fatta tra poco, nell'attesa di poter leggere il suo lavoro, che so tra l'altro essere proprio fresco di stampa. Grazie e complimenti.